Appassionati di futsal, buon pomeriggio dal Pala Tarquini di Ciampino, dove oggi vi racconteremo la 10ª giornata del campionato di Serie A2 Girone B tra Ciampino Anni Nuovi e la Roma Calcio a 5. Ultimi dettagli con la terna arbitrale che si accerta che sia tutto a posto. Manca davvero poco al fischio d'inizio della 10ª giornata del Girone B della Serie A2. Si inizia in questo istante con il primo pallone giocato proprio dalla Roma. Ancora allo spagnolo Mario Pass la mette in mezzo direttamente a cercare Gabriel Pina sul gioco. Poi incespica qua sul pallone Batata. Allora Mario Pass rientra sul mancino. Ancora Mario Pass la mette in mezzo per Dall'Onder. Nuovi che muove subito il pallone all'indietro. Dario Lopez, Pina fa il velo. La palla arriva a Dall'Onder. Ancora Dall'Onder si gira. Rodriguez, poi la palla resta viva per Lopez. La mette in mezzo e in qualche modo prova ad uscire la Roma, ma il Ciampino resta lì con Dario Lopez a togliere il pallone. Poi Pina prova a partire in contropiede. Prova Pina, va via contro Rodriguez, tutto regolare. Pina viene steso da Rodriguez. Arriva il cartellino. Attenzione, vediamo la scelta dell'arbitro. Rimette in tasca il cartellino. Ora i due arbitri stanno parlando. Vediamo cosa decideranno. C'è il giallo per Gabriel Pina per aver simulato sull'uscita di Rodriguez. Larga il gioco per Becchi. Ancora Becchi, poi per Fink. Gabriel Pina prova la conclusione. Rodriguez ci anticipa. Lascia il pallone a Gastaldo. Palla in mezzo. Salas prova lo schema. Poi la palla arriva a Tirapo. Il suo mancino. Giornata tra Ciampino Anni Nuovi e Roma Calcio a 5. Allora Santos rischia su Becchi che recupera il pallone. Becchi davanti a Rodriguez. Tocca per Pina che sbaglia un gol clamoroso. Importantissima la risposta di Rodriguez, il portiere della Roma. Dario Lopez tocca per Dall'Onder. Allora Lopez va in porta. Il calcio d'angolo in favore del Ciampino. Terlizzi sul punto di battuta. Palla in mezzo Dall'Onder. Il vantaggio del Ciampino Anni Nuovi. La firma di Alexander Dall'Onder che porta avanti i suoi. Si sblocca quindi il parziale qui al Pala Tarquini con Dall'Onder. Ancora Ciampino con Dall'Onder che va vicinissimo al gol del 2-0. Ancora Roma in possesso palla. La palla alzata per Gastaldo che rientra, supera da Dario Lopez. Poi la conclusione era Gastaldo. Palla in mezzo per Terlizzi. Ancora per Teramo che però sbaglia a lasciargli il pallone. Lo riconquista Terlizzi che prova ad andare da solo. Poi va da Becchi, supera Rodriguez e poi recupera bene il portiere della Roma. È stato molto bravo qua il portiere della Roma. Poi Becchi ancora una volta dal calcio d'angolo. Lo schema vincente del Ciampino come in occasione dell'1-0. Terlizzi firma l'assist decisivo per il gol. Ora è Becchi a firmare il gol del 2-0 in favore del Ciampino Anni Nuovi. Allora Batata tocca all'indietro. Ancora Roma in possesso palla. Ancora Batata davanti a Tomaino. La palla resta lì in qualche modo. Poi Terlizzi allontana la sfera. Becchi tocca per Terlizzi. Terlizzi in mezzo. La Roma non vuole buttare il pallone. Vuole andare in porta. Vuole accorciare le distanze perché la partita è ancora molto lunga. Il fischio dell'arbitro. Parte Lopez, sembra andare in porta, colpisce Santos e poi almeno altri due. Ora Mario Pass, Dario Lopez in mezzo Dall'Onder, la palla si impenna, non trova nessuno se non Dario Lopez. Ancora Lopez sulle centrali, Pina la palla per Mario Pass, in uscita Rodriguez e poi hai due volte lo stesso portiere della Roma che sta salvando il parziale. La difesa del Ciampino, ancora Salas va diretto verso la porta, arriva la sirena, si va all'intervallo col parziale di 2-0 in favore del Ciampino. Decidono per ora le reti di Dall'Onder e Becchi. Riprende il match
sul parziale di 2-0 in favore del Ciampino Anni Nuovi. Tomaino lancia lungo con i piedi, non riesce a tenerla. Ancora Pina, poi tocca all'indietro, va a terra, la palla è giocabile però per Pina che va col mancino. Rodriguez come può mette in calcio d'angolo. Ciampino con Tirapo che si era trovato da solo nel cuore dell'area di rigore, era defilato, ora Dario Lopez va direttamente in porta. Poi per l'Elefink che la mette in mezzo per Becchi, prova ad andare via il numero 3, lotta in mezzo a due, conquista la Roma con Batata, a terra Lopez, poi Salas, Santos libero sull'auto di sinistra, vediamo se ci sarà lo schema, palla in porta, il gol di Tirapo che inganna tutta la difesa del Ciampino, inganna anche Tomaino e accorcia le distanze per la Roma. Il numero 10 giallo-rosso Tirapo che hanno portato al gol del Ciampino. Ora palla in mezzo, Mario Pass, Rodriguez fa un miracolo sullo spagnolo. Pina, Dario Lopez, il pallone scivola bene per Mario Pass davanti a Rodriguez, la palla arriva dall'under, ancora una volta Rodriguez, palla per Terlizzi, poi Gabriel Pina, ancora per Terlizzi, passaggio un po' fuori misura, poi comunque Ciampino ancora in possesso palla dall'under, passa per Terlizzi, il capitano firma il gol del 3-1, l'assist pazzesco di dall'under che ha liberato Terlizzi a tu per tu con Rodriguez, il tocco vincente, ma che assist ha fatto dall'under, è andato a ripagare l'assistenza in occasione dell'1-0. In quest'auto Terlizzi a fare l'assist al brasiliano. Terlizzi ancora per Lopez, la palla poi scivola per Becchi, attenzione al Ciampino, Becchi la mette in mezzo, c'è l'ottima chiusura, poi la palla arriva tra le braccia di Rodriguez che fa viaggiare il compagno, ma l'intercetto di Dario Lopez, ancora Lopez col destro. 3-1 il parziale in favore del Ciampino, si allontana Dario Lopez, parte Gabriel Pina, allontana Rodriguez e poi Becchi non trova la deviazione vincente. Parte Santos, tocco verso il compagno, palla in mezzo, quindi sarà calcio d'angolo, palla in mezzo per Tirapo, ancora Gastaldo per Santos, accorcia le distanze la Roma col gol di Santos che fa 3-2, la Roma non molla, il Ciampino subisce ancora un gol. È 3-2 ora il parziale, gol, ma non deve mollare la squadra di Reali. Dario Lopez, ancora Lopez, un missile quello dello spagnolo, falli commessi, mancano 9 minuti al termine del match. Allora Gabriel Pina punta Santos, se la porta sul mancino, palla in mezzo, Mario Pass lotta, poi arriva Rodriguez, potrebbe colpire il Ciampino in un momento delicato della sfida, palla in mezzo per Batata, lotta con dall'under che viene esteso, attenzione al contropiede, Mario Pass si ferma, poi torna indietro, era stato concesso il vantaggio al Ciampino. Allora Gabriel Pina con calma prova a impostare il Ciampino, siamo già nell'area di rigore avversaria, Pina va in mezzo, palla alta sopra la traversa e viene chiamato quindi provare a sfruttare un tiro libero. Ora Rodriguez alza il pallone, Santos la mette giù col petto, prova a girarsi Santos, la mette in mezzo, è un gol pazzesco di Santos, direttamente dalla linea del fallo laterale, si gira e col destro trova l'angolino alla destra di Tomaino, un gol fantastico quello di Santos che firma il gol del 3-3, la doppietta di Santos. Gabriel Pina, sale il numero 10, Pina se la porta sul mancino, palla alta sopra la traversa, centrocampo alla meglio il Ciampino con Pina che vede la corsa di Fink, Rodriguez, poi la palla per dall'under da Pina, prova a girare il pallone il Ciampino alla ricerca del giusto varco, dall'under lascia il pallone a Fink, si libera bene Fink, Rodriguez poi dall'under e allontana Gastaldo. Quinto fallo anche per la Roma, ora quindi 5-5 il conteggio dei falli, Fink la mette in mezzo, allontana da Silva, attenzione al contropiede con Tirapo, Terlizzi davanti a lui, alla fine la palla scivola fuori, quota, non deve rischiare nulla il Ciampino, Mario Pass rischia qualcosa qua lo spagnolo, poi Gastaldo va col mancino, trova il gol del 4-3, Gastaldo, la Roma in vantaggio
l'errore del Ciampino con Mario Pass, 2 su di lui, pallone perso e il gol di Castaldo. Pina prova col mancino, Fink non ci arriva in scivolata, Fink dall'under, palla per Lopez, poi Pina e Rodriguez mette in calcio d'angolo, rischia molto, palla in mezzo, allora il numero 8 Batata, poi dall'under, traversa piena Lopez, la palla resta lì, chiede un tocco di mano la Roma, Lopez viene spinto, allora Fink e il gol di Pina, il 4-4, esplode il pubblico del Pala Tarquini che va ad abbracciare Pina, un'azione lunghissima e confusa in cui la Roma aveva chiesto anche un fallo di Dario Lopez, si è conclusa poi col gol del Ciampino Anni Nuovi, prova a puntare Tirapo, scontro da numeri 10, poi Pina va col destro, palla alta sopra la traversa, palla per Becchi, in mezzo la palla resta lì, poi Mario Pass, ultimi secondi della sfida, Pina tocca per Lopez, palla all'indietro, Mario Pass, siamo ormai sulla sirena, Mario Pass, Lopez prova a metterla in mezzo, poi Pass, va Becchi, palla messa fuori, sarà rinvio dal fondo, attenzione perché la porta è sguarnita e arriva però la sirena che decreta la fine del match. 4-4 al Pala Tarquini, il Ciampino arresta la propria corsa dopo 6 vittorie consecutive, ottiene il pareggio, resta quindi imbattuto il Ciampino ma ferma la propria corsa di vittorie consecutive, resta comunque in testa alla classifica del girone B la squadra di mister Reali. Bella partita da entrambe le compagini che si dividono la posta in palio. Siamo con Gabriel Pina del Ciampino Anni Nuovi. Ciao Gabriel. Allora, ti chiedo innanzitutto un commento su questa partita. Eravate avanti di 2 reti, poi cosa è successo? Allora, siamo stati, non lo so la parola giusta, però abbiamo perso tanti gol, potevamo chiudere la partita e abbiamo portato fino alla fine con facevo un gol, prendevo un gol, facevo un gol, prendevo un gol. Quindi abbiamo peccato di non concludere bene e finalizzare il gol. Ora con questo pareggio si interrompe la vostra striscia di vittorie, però comunque siete ancora là sopra. Cosa ne pensi tu di questo campionato? Sapevamo che prima o poi una sconfitta, un pareggio doveva arrivare. Non aspettavo oggi sinceramente, però comunque adesso dobbiamo riposare e martedì aspetto una gran partita con Leonardo che sta facendo molto bene. Secondo te quanto saranno importanti le partite con Leonardo e Olympus per stabilire i vostri obiettivi stagionali? Secondo me saranno le partite più decisive. Se stiamo sopra la classifica o se vogliamo o se stiamo più giù. Speriamo di fare bene. Martedì contro Leonardo e poi pensare a Olympus. Grazie mille Gabriel.